diventando più scura. Guardate che grande momento della tradizione, amici di Bella Sicilia, Onda TV. Stavo facendo la mostarda alla lemmonota, l'usanza tipica del nostro paese. Riscaldiamo il mosto, dopo riscaldato il mosto aggiungiamo l'amido, che prima si faceva anche con la farina e addirittura con la cenere. Si mescola bene per non far grumoli. Amici di Bella Sicilia in diretta da Limina, la seconda festa del vino e della mostarda. Ora aggiungiamo le spezie. Aggiungiamo il garofano poco perché pizzica tanto. Questo è il garofano, chiodi di garofano macinato e poi la cannella. Vai, cannella. Cannella. Ancora? Sì. Basta. Un cucchiaio, qualcuno assaggi se ancora ci vogliono spezie. Tra poco vi sveleremo anche le dosi e tutti gli ingredienti. Cosa manca? Cannella. E ora mettiamo un po', allontana. E manca solo un po' di cannella, dall'assaggio è stato rilevato questo. E si rimedia subito. Mettiamo un po' di... Un pizzico perché brucia. Ma quanto sarà buona questa mostarda? Buonissima. Poco perché pizzica questo. Basta. Le mando all'ultimo secondo. Cambio vuoi? E guardate, un grande lavoro di squadra per preparare la mostarda come una volta qui a Limina. Noi in questi pochi minuti in diretta vogliamo spiegare un po' quali ingredienti occorrono per preparare la mostarda. Pochissimi, diciamo. Il mosto ci vuole. Mosto, L'amido, farina o cenere. Ha detto il signore che ancora oggi nel suo paese la fanno con la cenere. Quindi poi un po' di cannella, il garofano e le mandorle o nocciole, quelle che si vuole. Frutta secca, diciamo, si mette. c'è una quantità specifica o si va ad occhio? Noi facciamo ad occhio. No, con l'amido no, per addensare no. Ogni litro di mosto ci vogliono 100 grammi di amido. L'anno scorso l'abbiamo fatta pure con l'uva bianca. Con l'uva bianca? Sì, e quindi si vedeva proprio un bianco completamente. E tutti curiosi, dici ma come mai questo colore? Perché il mosto era d'uva bianca. Avevamo due qualità di mosto, Due qualità quindi. sì, avevamo l'uva bianca e l'uva nera. In termini di sapore cambia qualcosa? No, solamente in termini di colore. Solo il colore. Solo il colore. Pensi che già ci Guardate, Facciamo? ancora collegati in diretta. Adesso inseriamo? Le mandorle. Vado? Sì, non tutte, Cascata a pioggia. Visto come sta diventando più scura? Guardate che grande momento della tradizione, amici di Bella Sicilia, Onda TV. In diretta da Limina. ancora. Fatto pochino. Ok. Ora la Visto che ho cambiato colore? Ci vuole tanta forza. C'è bisogno ancora mandorle, pensate? No, facciamo tutto ad occhio, a parte l'amido, per addensare tutte le altre che ci sono C'è il sindaco vicino, così li facevo. quando è pronta? Sì? Sarà quando finisce, è pronta già da spegnere la fiamma, si vede che bolle al centro, fa e che comincia a bollire. Comincia a bollire, significa che già siamo pronti per spegnere il tutto. Guardate tutti i segreti in questo certo, video. Sì. Visto? Comincia così, queste bolle così. Già Già è pronta, possiamo spegnere.
Possiamo spegnere già la fiamma. Si spegne la fiamma, Si continua a girare qualche minuto ancora. tra poco si accenderanno i sapori invece. Basta Sì, basta. Lo facciamo un applauso a Maria che ha fatto questo, si è impegnata così tanto qui a Limina. E l'applauso a tutti i presenti, Sì, certo. spinti da una grande passione per il territorio. Per il territorio. Quest'ora non si può toccare, tenere, sai che fai? Tieni laterali, perché mi cuoce. Seguitalo. Quello è 2 e questo è 5. Va bene così, beh? Sì. Per assaggiare. Le coppette. Ci mettiamo coppette, sopra? le coppette. No, là sono, ma non con le mani. Vedi? Ed il piatto è pronto. Caldo. No, li deve mettere. Mettigli quella Salutiamo di macinata. Peppe, Le mandorle Maria, macinate metti. Kenny, Ludovica, salutiamo Terak da Tunisi, Josi dal Canada, salutiamo tutti gli amici che da ogni parte del mondo sono insieme a noi adesso a vivere questo momento della tradizione. Non c'è nemmeno una Subito, bambina. guardate. Attento che c'è tutto così. Aspetta, no. Ci sono persone che vogliono solo la cannella, una spolverata di cannella, che ce l'abbiamo, facciamo anche questo. Allora, questa è la versione con le mandorle per chi ama questo prezioso frutto della terra. Persone che vogliono solo la cannella, così è spolverata di cannella, in questo modo. Ma possiamo descrivere il sapore? Com'è? Perché è così buono? Ma il mosto giusto, le spezie giuste, tutto l'insieme. Ma questo è un po'. La tradizione è questa, la mostarda è così. E se siete talmente curiosi da volerla assaggiare, quale migliore occasione? Venire a Limina oggi e domani a gustare questo piatto. Quindi vi aspettiamo numerosi. Vivere questo e tanto altro qui, in questa piazza che più tardi sarà colma di gente che gusterà ricotta, panini con la salsiccia, tante eccellenze del territorio, soprattutto. Vediamo un po'.